Si conclude questo evento che abbiamo organizzato assieme all'Associazione Arte e Cultura, ai commercianti, alla Confcommercio, alla Municipalità di Favaro e alla città di Venezia tramite l'assessore allo sport, il secondo trofeo denominato La Piazza. Per noi è stata una grossa soddisfazione perché l'ambientamento è degli migliori, perché davvero sembra di stare in un'arena e i pugili al centro del quadrato poi vivono questa presenza soffocante del pubblico. Abbiamo avuto anche punte di 500-600 persone che andavano, venivano, guardavano eccetera. Certo che fare un programma di 15 incontri dilettantistici quindi significa grosso modo 4 ore di puro sport di giovani che sono provenienti da tutta la regione, è un impegno notevole per la società, per l'ambiente, per i giovani stessi, però siamo come dire, soddisfatti perché tentiamo di dare un contributo soprattutto in quartieri come questo, che sono quartieri da un lato nuovi come Favaro che sta crescendo, dall'altra parte abbiamo alle spalle il PEP che è una zona difficile di convivenza, di gioventù eccetera, quindi tentiamo di dare il nostro contributo, di vivacizzare i centri commerciali in un momento anche di crisi economica, in modo particolare dei lavoratori ma anche dei commercianti, e quindi tentare con lo sport di dare quelle 3 o 4 ore di serenità, di impegno per i commercianti, per noi, per la città, per il territorio, e crediamo di aver fatto un buon lavoro. Un arrivederci a tutti a settembre con il terzo Memorial Gino Campagna in Piazza Ferretto, e quindi invitiamo già tutti gli appassionati e i cittadini a questo appuntamento e di sostenere ancora una volta i giovani che fanno questo difficile sport che è la boxe.